rilancia sul fatto che la Regione è a posto. Beh, io condivido appieno innanzitutto le osservazioni, visto e considerato che stiamo facendo un percorso assieme alla Corte dei Conti. Siamo davanti a una amministrazione virtuosa che è la Regione del Veneto, questo lo riconosce anche la Corte dei Conti. Dovremo avere un aiuto a livello nazionale affinché si possano rinegoziare ad esempio i nostri project financing. Progetti di finanza, qual è la sua proposta? Beh, guardi, pagare un costo finanziario per un progetto del passato che può arrivare anche al 10-12% annuale è come pagare un mutuo con un rateo dal 10-12% e sapere che oggi la Banca Europea degli Investimenti ci darebbe quei soldi all'1%, direi che potremmo anche magari affrontare una transazione con i privati qualora ci fosse disponibilità. Una disponibilità che deve essere creata però da una legislazione nazionale. Beh, ad oggi i privati hanno tutti gli strumenti per difendere ovviamente una loro rendita ed è giusto che sia così. Dall'altro, se fossimo legittimati a transare da una legge e coperti anche nelle procedure, potremmo anche fare delle proposte transattive con i privati per magari chiudere i progetti in essere, chiudere gli accordi in essere e passare a forme di finanziamento meno onerose. Contrario perciò a progetti di finanza per il futuro? Io non sono assolutamente contrario allo strumento del progetto di finanza, che è un bel sistema per fare velocemente delle opere. Sono però molto dubitoso rispetto alle modalità spesso che si usano per la gestione. Noi non possiamo pensare che i costi finanziari superino i costi finanziari di mercato. Oggi i tassi sono l'Euribor a 0,20, gli spread sono di 1 punto, 2 punti superiori, il che vuol dire che con 2-3% si va sul mercato, tu non puoi pagare il 10-12.